Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Green Pass, stato d'emergenza, pandemia, federazione del centrodestra e legge elettorale. Tanti temi trattati questa mattina dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga a margine della presentazione dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa. Fedriga ha spiegato, non vede l'ora di togliersi la mascherina anche lui una volta per tutti. La pandemia non è finita, ma dal 31 luglio sarà opportuno togliere lo stato di emergenza. A dirlo è stato questa mattina il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Secondo me è un buon messaggio al Paese togliere lo stato di emergenza. È altrettanto vero però che secondo me serviranno dei decreti ad hoc se si farà questa scelta che vadano in alcuni settori a permanere, diciamo, la straordinarietà delle azioni. Faccio un esempio su tutte, quello della sanità, cioè la possibilità di utilizzare gli specializzandi, penso per le prevenzioni, penso per i ricoveri, l'infettivologie, le terapie intensive. È fondamentale avere il personale a disposizione perché la pandemia non è finita e quindi attenzione per i settori chiave, bisogna continuare ad averlo. Il governatore spera anche di abbandonare una volta per tutte le mascherine protettive. Io credo che nel giro di qualche settimana all'esterno la mascherina non sarà più obbligatoria. Per sempre l'auspicio, presumo? Io spero per sempre sì, perché mi auguro veramente, perché ne andrebbe della mia sopravvivenza. Sul Green Pass questo è il suo auspicio. L'auspicio che faccio è che sia veramente il più semplice possibile, perché noi dobbiamo ovviamente sfruttare il Green Pass anche per attrarre turismo, ma renderlo semplicissimo soprattutto per gli imprenditori dei settori coinvolti, perché altrimenti sarebbe una complicazione invece che una soluzione, un aiuto a risolvere i problemi. Tornando alla politica, Fedriga spiega anche nel cambio della legge elettorale. In questa prospettiva, spiega il Presidente, la federazione del centrodestra sarà utile nella spinta riformista e a coinvolgere anche le altre forze politiche. Io voglio che il mio voto, quando lo esprimo, avere la piena consapevolezza di quello che servirà. Dopo magari una coalizione può vincere, può perdere. Nelle elezioni questa libertà non c'è, perché i cittadini non sanno a cosa servirà il loro voto. La federazione penso che vada in quella direzione. Io sono convinto che bisogna cambiare legge elettorale, la vedo difficile in questa legislatura, ma perlomeno andare a semplificare il sistema delle coalizioni e dei partiti, perché altrimenti mi sembra diventi tutto molto complicato. Il Ministero della Salute e l'AIFA si esprimano con una nota univoca e definitiva spiegando se la vaccinazione eterologa sia un obbligo o una opzione. Lo chiede la Fondazione Gimbe a fronte della confusione che si è generata sul vaccino da autorizzare per la seconda dose agli under 60 che per la prima dose hanno autorizzato AstraZeneca. Dal monitoraggio della Fondazione Gimbe emerge che in Friuli Venezia Giulia ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino il 53% della popolazione. Siamo terzi in Italia dopo Molise e Campania, l'86,3% degli ultraottantenni ha completato il ciclo. Quanto all'andamento della pandemia a livello nazionale, nell'ultima settimana i contagi si sono ridotti del 25,2% e i decessi del 12,4%. Grazie alla vaccinazione degli anziani e delle persone fragili, sottolinea la Fondazione, c'è stata un'ulteriore decongestione degli ospedali. Dal 6 aprile meno 89% dei posti letto occupati nelle aree mediche, 87% in terapia e meno 87% in terapia intensiva. Dopo la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia è la regione con il più basso tasso di ospedalizzazioni Covid in Italia, 2% in terapia intensiva, 1% negli altri reparti. Il Friuli Venezia Giulia attira sempre più investitori. Il Presidente Massimiliano Fedriga conferma costanti contatti anche con realtà di oltreoceano. Oggi la presentazione di Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, il cui obiettivo è di trasferire le potenzialità del territorio, tra cui logistica e innovazione, al di fuori dai circuiti abituali. Assessore, obiettivo attrarre investimenti in Friuli Venezia Giulia, questa la sfida? Innanzitutto io voglio ringraziare l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa per l'eccellente lavoro che ha svolto in questi mesi. Guardate, la Regione Friuli Venezia Giulia ha delle potenzialità enormi da un punto di vista dell'attrattività delle imprese e dei capitali nella nostra regione, delle condizioni che la pongono come una delle prime regioni in Italia, se non la prima regione in Italia, come offerta verso gli imprenditori e gli investitori. IRAP azzerata per zone della montagna, IRAP zero per chi viene ad investire per i primi 3 anni, fondi di rotazione, fondi di investimento,
abbiamo fondo turismo, insomma tutta una serie di opportunità tali da rendere la stessa regione molto attrattiva. Con Sviluppo Imprese abbiamo ulteriormente potenziato gli strumenti che avevamo a disposizione e da qui ai prossimi anni avremo una mole di milioni di euro importantissimo. Sarà nostra cura far sì che gli stessi, come dire, con rapidità ed efficienza affluiscano nelle tasche degli imprenditori e della nostra regione. Un uomo di 59 anni di San Giorgio di Nogaro è morto questa mattina nella zona della Brussa, nel comune di Caule, dove si era recato con il cognato per trascorrere una giornata sulla spiaggia. È proprio nella zona della Battigia che è stato colto da un malore fatale, probabilmente un arresto cardiocircolatorio. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal personale del SUEM. Non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Portogruaro. La fuga di una sostanza irritante nel reparto di emodialisi dell'ospedale di Pordenone nella tarda serata di ieri ha costretto 4 infermieri a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nessuna conseguenza seria, oggi la situazione è tornata alla normalità, le indagini sono in corso per accertare le cause. Infermiere finite al pronto soccorso una serata d'apprensione nel reparto di emodialisi dell'ospedale di Pordenone. Questo è il bilancio della fuga di una sostanza riconducibile al cloro avvenuta nella tarda serata di ieri al quarto piano del padiglione B del Santa Maria degli Angeli. Le cause sul motivo della fuga della sostanza, ancora da individuare di preciso, sono al vaglio dei vigili del fuoco di Pordenone che ieri sera sono intervenuti sul posto muniti di maschere antigas. A far scattare la segnalazione le infermiere che in quel momento si trovavano in reparto e hanno avvertito un leggero malessere, venendo poi visitate al pronto soccorso. Nessuna conseguenza seria per loro se non un forte bruciore agli occhi. Fortunatamente in quel momento il reparto non ospitava pazienti. Oggi la situazione è migliorata e nel reparto, che può operare regolarmente, non si avvertono ulteriori odori, ma sono in corso gli approfondimenti del caso, anche da parte dell'azienda sanitaria, per risalire a eventuali cause o responsabilità. Il problema potrebbe riguardare l'impianto di depurazione della dialisi. Anche il NURSIN, il sindacato degli infermieri, si è attivato per ricostruire la situazione affinché venga tutelata la salute dei lavoratori. Un uomo di 54 anni di Maiano è rimasto ustionato al volto questa mattina intorno alle 9:15 nella fabbrica Colombino a Polano di Trasaghis. Per causa in corso di accertamento da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Tolmezzo, l'uomo è stato investito da un ritorno di fiamma mentre stava manipolando nel piazzale dell'azienda una tanica con del materiale infiammabile. È sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso ed è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli. Dopo una spaccata e una rissa in piazza Risorgimento a Pordenone causati da episodi di ubriachezza a pugno di ferro del questore che ha chiuso per 75 giorni il caffè commercio, diffidato altri 3 bar della zona e disposto 4 DASPO urbani. Non si sono fatte attendere le conseguenze per alcuni locali pubblici della zona di Piazza Risorgimento a Pordenone, dove lunedì sera è andata in scena l'ennesima rissa. Nel mirino della questura sono finiti i bar di quell'area cittadina, rei di somministrare ripetutamente alcolici anche a persone già in stato d'ebbrezza, cosa che ha riguardato l'albanese, poi espulso, che sotto l'effetto dell'alcol il 14 giugno ha picchiato un pakistano per futili motivi. Il questore Marco Odorisio ha disposto per questo la chiusura per 75 giorni del bar commercio di via Santa Caterina, dove all'albanese erano stati serviti più volte superalcolici per alcune centinaia di euro. Locale già chiuso per un mese nel 2018. Il provvedimento è stato notificato oggi con proposta al comune di Pordenone di revoca della licenza. Dagli accertamenti della polizia è emerso come l'uomo avesse iniziato assieme a un connazionale un vero tour alcolico fin dalle 11 del mattino, concluso poi al commercio. Il questore ha già diffidato altri 3 locali della zona e disposto il DASPO urbano per 2 anni a 4 cittadini residenti in città che non potranno avvicinarsi ai locali pubblici nell'area interessata. Solo una settimana fa, in un negozio di telefonia di Piazza Risorgimento, si era verificata una spaccata, anch'essa dettata da motivi di ubriachezza. Per il questore, che ha rassicurato la cittadinanza sul fatto che resta alta l'attenzione della polizia su tutto il territorio, il problema dell'esagerata somministrazione è alla base di questi fenomeni di criminalità. La questura continua a vigilare.
La polizia locale di Trieste ha arrestato 2 ragazze di 18 e 20 anni perché trovate in possesso di 100 dosi di eroina provenienti dalla Slovenia. È accaduto alcune sere fa quando nel quartiere di Servola, nell'ambito dei controlli antidroga, gli operatori del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale avevano notato scendere da un taxi sloveno le 2 giovani donne e un uomo già noto per reati connessi agli stupefacenti. 3 sono stati fermati per un controllo e i vigili sono sospettiti per l'inquietudine dei 3, una perquisizione poi ha consentito di accertare il possesso della sostanza stupefacente. È stato spento un incendio che minacciava un capannone a Codroipo, le fiamme si sono propagate questa mattina in un'area verde di Viale Venezia. I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con 2 partenze dalla sede centrale, la squadra di distaccamento volontario di Codroipo. Il tempestivo intervento dei vigili ha evitato la propagazione delle fiamme e della vegetazione e le strutture del capannone. L'incendio non ha coinvolto persone. Vanno da un minimo di 150 euro a un massimo di 575 euro a seconda del nucleo familiare. I contributi regionali per far fronte alle spese sostenute dalle famiglie per servizi socio-educativi, compresi centri estivi, attività ludico-ricreative e babysitting. Lo ha stabilito una delibera approvata in via preliminare dalla Giunta regionale che la esaminerà in via definitiva nella seduta di domani e su cui ieri il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole unanime. Per il secondo anno consecutivo la Regione è forte del positivo riscontro dell'anno scorso, ha inteso impegnare un cospicuo pacchetto di risorse pari a 2 milioni di euro per sostenere le famiglie nel periodo estivo, quando saranno chiamate ad affrontare spese importanti per conciliare il lavoro e accudimento dei figli. È stato il commento a margine dell'assessore regionale al lavoro e istruzione e famiglia Alessia Rosolen. I beneficiari del provvedimento sono i nuclei familiari titolari di carta famiglia, in cui almeno uno dei genitori sia residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi e con un ISEE per l'anno 2021 uguale o inferiore ai 30.000 euro. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea e poi l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.